Volevo subito avvertire il pubblico, cioè se vede un occhio lacrimoso non è perché già mi sto emozionando, ma ho fatto il tampone da poco, quindi mi piaceva chiarire subito questo punto che Alessandro già sta piangendo. No, è il tampone. C'è un perché, c'è un perché alle C'è sue un perché a lacrime. tutto. C'è un perché a tutto, Sì. brava. E voi brava. siete qui perché siete a Striscia. Sì. È È nata confermato. una nuova coppia. È confermato, È confermato. è confermato, è confermato. E come sta andando, Vanessa? Bene, dai, bene. Prima di tutto ci divertiamo tanto, che credo che è la cosa più importante. E poi è nato questo rapporto molto vero, cioè c'è un grande botta e risposta, no? Nel senso, improvvisiamo molto, che secondo me è la cosa più bella che si può fare, no? È la prima volta che fate un programma quotidiano, o sbaglio? Io sì, è la prima volta e è una Siamo cosa a verissimo. nuova. Siamo a verissimo. Siamo devi a dire la verissimo. verità. È la No, verità. perché è importante. Perché non è che tu devi dare delle risposte per gentilezza, No. per educazione. Sei a verissimo. Dico al pubblico che è importante. Dimmi. Prima di entrare qui, cioè ci sta proprio un protocollo. Ti fai il tampone, poi c'è la macchina della verità, poi devi giurare Non è su vero. TV Sorrisi e Canzoni che stai dicendo la verità e nient'altro Sì, che dico la verità. Allora, devi sapere che io prima di fare qualsiasi cosa sbadiglio. Ah, Sì. bene. Prima di entrare ora non ho Mi sbadigliato. sono E preoccupato. lui l'ha notato. Perché non sbadigli? E che ne so, perché Nei è una momenti cosa... più concitati, quelli là dove vedi la pressione, tutti che fuggono, l'ansia, vedi una persona da sola lì che sbadiglia e ti dà quella serenità, quella tranquillità, certo. perché per me questo mestiere è un sogno, quindi ha bisogno di dormire. Capito? Quindi sbadiglia nei momenti più Beh, magari ti importanti. rilassi a vedere gli altri agitati. O si annoia e basta, poi bisogna capire Non sto lo fa- so, mi forse- viene spontaneo, non lo so, non è una cosa che calcolo, mi viene, però lui becca tutto, cioè lui vede tutto, sta attento a tutto ed è una forza secondo me, perché è lì che poi ti viene la battuta, no? Ti viene l'improvvisare, no? Comunque mi sembra che voi, cioè da quanto vi conoscete? No, noi ci siamo conosciuti Nel 74. quando facevo 20 anni che siamo italiani con Gigi D'Alessio, che saluto, ed è venuto come ospite e abbiamo fatto uno sketch dove veramente tutti e tre ci siamo divertiti e da lì è nato non lo so, è nato quella cosa che non ti si spiega, no? E quando ti incontri una persona e tac, c'è la scintilla e quindi a livello lavorativo è... Il primo sbadiglio non si scorda mai, cioè, diciamo. Cioè, Capisci? Lui è fissato con questo ce l'ho sbadiglio. No. quel vostro incontro. Beh, perché fai guardare Grazie così? a Gigi D'Alessio. No, nel senso, cioè quel vostro incontro. No, però è così e sembra che sta accadendo qualcosa. Come devo farlo l'incontro? Allora, l'incontro così è dei piccioncini. In piccioncini? Esatto. Ed E è voi facile come? L'incontro così è così, cioè ci possiamo alzare. Prego, No, fate. c'è il Covid. No, ci si cioè, può? Cioè il Covid ha una certa No. altezza. Che significa? Cioè, Voi appena- siete Quindi- congiunti sì, ormai. Come quindi... Così, ci siamo visti, tu eri di spalle, Sì. eravamo di spalle, mi sono girato, Alessandro, questa è Vanessa incontrata e lei ha fatto Non è vero, quella volta io non ho sbadigliato. Così è stato. Non è vero. Sbadiglio un altro Guardiamo momento. appunto Vediamo- com'è andata, se c'è lo sbadiglio. Scusate, posso? Buonasera, grazie. Veramente. La capacità che abbiamo noi napoletani. Cioè, tramite gesti puoi far capire alle persone una lingua, no? Io sì. Ok, Cioè, no, ti faccio un esempio. fammi vedere. Primo gesto. Vai. Cosa vuoi? Ma che vuoi? Vieni a casa. Ma che vuoi? Vieni qua. Ah, vieni qua. Vieni a casa. Sei rimasto. Sono rimasta così. Noi siamo a Barcellona in un ristorante e voi dovete farvi capire Hola. al cameriere. Hola, Bienvenidos, a Muy bien. señores y señorita. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo bien. Tenemos unas tortillas de camarones que están Capito. buenísimas. Stanno i cavalloni. Stanno i cavalloni? Non ci potremo fare un bagno. Non ci aspettiamo 3 ore. Adesso ci facciamo il bagno dopo. Cavalloni noi no. Los camarones no. Allora, siete a me. O ti faccio capire io, napoletano. Vai. Portami Esatto. un spaghetto a vongola, un risotto a pescatore, alici marinate e salsicce e friariello. Beh, sembra una TV estera, cioè nel senso... No, chiedo, La TV estera, no, perché? perché tu parli spagnolo, io parlo napoletano e D'Alessio doveva tradurre. È una cosa che succede... È stata complicata. In pochi casi al capito? mondo. Però non hai notato una cosa questa volta. Io sbadiglio, ma lì mi asciugavo i baffi col fazzoletto bianco. Sì. Sai che mentre stiamo lavorando, a un certo punto mi sudano i baffi. E lui fa così. Capito? Comunque è meglio che queste cose, è meglio che uno non le conosce, lo so, c'è delle cose, dice, ma in che condizioni lavorate? Ma purtroppo è questa. Queste sono le condizioni. Queste sono le condizioni. E tu come ti trovi quindi? Il bilancio è positivo?
io mi trovo benissimo, a parte con Vanessa o in generale per Striscia, perché sono... No, con tutte e due, Striscia, no. con tutte e due. No, per quanto riguarda il rapporto di Vanessa, ormai è chiaro che c'è veramente una, come ti posso dire, una grande stima, perché lei ha la capacità non solo di essere ironica, ma anche la capacità di dire le cose al momento giusto, di avere sempre un quadro generale di tutte le cose che accadono, quindi interviene nei copioni e non solo. Comunque è veramente una compagna di viaggio per Striscia perfetta. E per quanto riguarda invece Striscia, secondo me era importante in questo momento storico poter raccontare un po' l'Italia, perché poi Striscia la notizia da più di 30 anni racconta il paese, ma lo racconta attraverso una sua visione. E noi siamo il paese, lo sai, dei paradossi. Cioè noi abbiamo, che ti posso dire, il vincitore di Tamberi che fa il salto in alto, che arriva in alto, e poi vediamo all'Italia che non riesce a decollare. Vediamo l'uomo più veloce del mondo che è Jacobs e poi ci mette 9 secondi per fare 100 metri e noi per imboccare l'autostrada ci mettiamo 2 anni. Allora questa è l'Italia dei paradossi e non c'è un posto migliore di Striscia per poter raccontare tutto questo. Ti giuro, Silvia, che sta improvvisando. Mamma, ma è Tu bravissimo, un capisci? discorso quasi da politico, Capisci? Alessandro. Questo è offensivo, no? Nel senso no, no, nel senso, non se era stiamo una- a verissimo, no, non se no volevo si deve offendere. chiamare cazzatissimo. Allora... Allora, Vanessa è tornata a Canale 5, possiamo dire, no? Sì, dopo non so quanti anni, però sì, sono cresciuta, diciamo, qui, in questa rete, in Mediaset, quindi tornare, non lo so, è come tornare a casa. Ci trova a casa sua davvero, perché No. lei cammina nei corridoi con le ciabatte, tu non l'hai vista, ma lei è proprio casa sua. È casa mia, Fa i sì. piatti, è una cosa meravigliosa. È una cosa No, però sai cosa è bello, Silvia? Anche ritrovare persone, anche dietro al tuo programma ho ritrovato persone che, non so, mi emoziona, ecco. Poi ci sarà Zelig, una Poi ci fiction, sarà poi insomma, avremo Zelig. modo di parlarne. Zelig dopo 12 anni, torniamo Claudio e io, anche lì. Ecco, lì la vivo con una grande diversità di Striscia, perché qui forse è una cosa nuova. Lì è un qualcosa che io ho già fatto, che ho saporato e dico chissà la gente se rivedrà quello che è stato, no? La forza di Zelig, quindi Ma è sì, un'altra andrà cosa. benissimo, poi figurati. La gente sta aspettando proprio questi programmi perché vuole ridere. Allora, io vi ho preparato 2 regali. Ma che Comincio ovviamente per carineria e per cavalleria. Si Con dice la cavalleria? giovane. Con la la giovane. grandissima, con la grandissima. Con Vanessa, guarda. Va bene. Voi lo fate apposta queste cose, no? È venuta la pelle no, ma più che altro perché ricordo ogni momento che avete mandato in onda, quindi non so, mi avete fatto emozionare. Se questo era l'intento, Se l'avete gentilmente, se devi piangere, Bene. se vai nel laghetto. Perché Così mi scendono poi è le tutto lacrime. organizzato. Ora voglio vedere quando ti fanno a te il regalo, che succede al tuo viso. Io sono venuto già pianto. Tu sei già sai, pronto. C'è chi viene già Sei già mangiato. venuto. C'è chi viene già bevuto e sono venuto già pianto. Però nel servizio si diceva che tu arrivi dritta al cuore delle persone. Ti riconosci in questa descrizione? Spero di sì. Sai, descriversi, io quando mi chiedono come sei, dico sempre, sono gli altri che ti devono descrivere, no? Descrivermi a me, io stessa è un po', non lo so, non mi viene, aspetto che siano gli altri a descrivermi. Posso dirti che io mi muovo in tutto e per tutto con il cuore, ecco, sul lavoro, sulla mia vita privata, con le amicizie, con mio figlio, io sono molto istintiva. Io spero che arrivi questo, ecco. Lo spero tanto. Arriva. Arriva? Bene, Vedi come grazie. cambia, Arriva. mentre si stava emozionando, poi è cambiato discorso, vedi? E mi è passato, sì. Capito? Per uscirne. Perché poi ha parlato di una cosa che non c'entrava. Lei ti ha fatto una Ma domanda. Tu si, entri dritta nel si cuore. emozionano tutti, immagino, quando... Spesso. Spesso, E immaginavo. spesso. Spesso. Quindi di me ne è proprio lacrima napolitana su studio. Io me ne stanno i lacrimogeni. È lacrimissimo. È lacrimissimo. Guarda che tra qualche secondo tocca a te. Tocca a te. Ecco, Vabbè, vedi? però con questa presentazione, capite? Tocca a Vedi? te. Vabbè. 25... Ah, stavevi prendendo l'acqua? Vuoi bere? No, è ornamentale? No, prego, no, è acqua vera, No, vuoi perché bere? no, sono, Te la metto. sono lacrime già versate o è No, acqua? quella è Ero acqua da curioso su bere. quello. Quella è acqua da bere. Non è lacrima, vabbè, pensavo che era una lacrima. Sei pronto per il tuo cadeau? Se è cadò, poi È alzala cadò. in piedi. Eccolo qua. Eccolo là. Che stupido. Dai! Tu
Infatti io abbia il coraggio. Capisci? Tu mi devi capire. Come si fa? Ma io non lo so, io Non lo sai cosa? non lo so. Non hai parole. Scusami, ho bagnato a terra. Ho bagnatissimo. Io... Che cosa hai sentito? Ah? Che cosa hai provato? Ma proprio l'acqua che cadeva, io non lo so, è una cosa che... Che emozioni provi. Sì, è tanta, ma io... C'era prima tutto. Sei bagnato veramente tutto a terra, io chiedo sei veramente scusa, un io... cretino. Però, allora, sti video si fanno vedere prima, cioè uno li vede prima... Perché ti prepari, Ti no? prepari psicologicamente, dai, cioè, ragazzi, non si guarda qua, cioè... Hai finito le lacrime, finito le basta. lacrime, basta. Non c'è più da piangere, che devi fare? Ai, ai, Ma ai. questo è un colpo basso, cioè non si fa. Cioè, non Ma me dai, l'aspettavo. te lo meriti, 25 anni di carriera. Senza è giusto. combinare niente, lo so, è quello che mi fa piangere, capito? E vedi là, ma non mi hanno combinato niente. è No, quella che tira invece là. dimmi quando è che hai capito che ce l'avevi fatta. C'è stato il momento della svolta? A me piace quando gesticolo, mi fa impazzire perché riesci ad unire la parola alla mano, che non è facile. E prendi la svolta e poi è così. Esatto, La è svolta. tutto... Hai capito? È la svolta. È un balletto di domande. Ma no, ma la svolta non c'è sta mai, perché qua ogni volta puoi fare una cosa bella e poi il giorno dopo puoi fare una cosa brutta. Quindi ogni giorno ti alzi che riparti da zero, no? E quindi è questo è il meccanismo. Il problema di durare, cioè, comunque grazie per il video. Cioè, Prego. Grazie per il video. L'hanno già detto, questo video lo voglio, me lo porto a casa, perché poi sembra che voi lavorate per gli altri, no? Perché chiunque vede il video dice no, però lo voglio, me lo voglio portare a casa. All'uscita li consegniamo. Però voglio dire, il problema è proprio di durare, cioè nel Sì, è tempo, vero. di non stancare, di non... perché cambiano le idee, cambiano le mode, no? E tu devi cercare di stare sul pezzo. Sono stati importanti i miei genitori su questo, perché loro ad ottobre, cioè adesso a momenti, festeggiano 50 anni di matrimonio. Quando ho chiesto a mio padre, ho detto papà, ma qual è stato il segreto? Cioè, che siete... cioè, Ancora sposati? sì, ancora bene. sposati, che siete riusciti a durare. Ho detto è stato l'amore, è stata la stima. Mi ha risposto lui, è stata l'ironia. È stata l'ironia. È stata la voglia di scherzare, di non prendersi sul serio, ed è vincente questa cosa qua. Sì, credo che sia anche il segreto, no? Un po' di questo lavoro. Ogni volta che inizi, io sempre dico, inizi un'avventura lavorativa, io non sono mai quella, quando finisce, non sono mai quello che è iniziato, Vanessa. C'è qualcosa in me che è cambiato, no? Nel bene o nel male, quindi è come se ripartissi da capo, niente è scontato in questo lavoro, penso. Però ti faccio fare una risata, perché altrimenti poi cioè, avrete modo di piangere. Perché mi sembra... Questi me li porto perché li riciclo, perché se no... No, perché li riciclo, perché li metto qua, perché non mi piace. Mio padre è il comico della famiglia, ma realmente, cioè veramente il comico. Dice, ma tu di chi hai preso mio padre? Mia mamma è quella che comunque cioè, mantiene le tensioni della famiglia. Allora mio padre ogni tanto andava in cucina e diceva, Maria, ma perché non ridi? Non ridi mai. È fatta una rasata, sorridi alla vita, divertiti, faceva papà, divertiti. Mia mamma... Allora mio padre ebbe un modo di mascolinità, quelle cose proprio antiche. Disse, qua decido io, ridi, te lo dico io, sono io che porto i pantaloni. E mia madre là disse, mo mi hai fatto ridere. Scendi la spazzatura e ci vediamo dopo. Poi l'ha presa e se ne andò. Questa è la meraviglia umana. Sì, è vero, è vero. Bello, bello. C'è un altro regalo, questo non fa piangere. Siete voi due a striscia, quello che avete combinato in questa vostra prima settimana. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, Non è ragazzi! Mamma finita mia. perché c'è anche questa sera. Guarda, mi viene da piangere anche adesso. Cioè, te lo voglio dire, cioè, non mi sono fermato, non volevo consumare tutta l'acqua. Però adesso che lo guardo, perché comunque non sempre sono riuscita a vederlo in questi giorni, però c'è quella cosa che dicevi, no? Quella felicità quando guardi questi momenti, e spero che questo arrivi anche al pubblico, no? Che ci divertiamo tanto e, non lo so, quelle scintille che partono, ecco quello che dicevo prima. Com'è che fate però? Com'è la... Sì, vabbè, però... Oh, che situazione, Che situazione. che situazione.
Allora, abbiamo raccontato tutto della vostra avventura. Quindi della adesso ce ne vostra possiamo andare. carriera. Questo stai Ci dicendo. alziamo, Cioè, ce ne andiamo. vi abbiamo dato i regali. Ma quando ve ne Adesso andate? via. Cioè, così come quelle mani mi No, fanno perché paura. questa sera avete l'appuntamento È confermato. con Eh sì, Striscia, è confermato, Poi è domani confermato. riposate e lunedì ricominciate. È vero. Esatto. Allora, io vi aspetto per tutte le vostre nuove avventure che ci Grazie, saranno. grazie, In vi bocca al lupo ringraziamo. per tutto. Chiudiamo? Chiudi tu. Beh, signori, allora chiudiamo con questa intervista. Non Perché... col programma, perché prosegue Stavo il dicendo programma. perché questo è un programma che durerà per sempre. No. È famosissimo. durerà per Cioè, non sempre. finisce più. Sì, è 24 ore. È curioso, sì, è un self-service della TV. Cioè, tu vai, ti prendi le interviste e te ne vai. Comunque, signori, la vita è fatta di momenti e questo è il momento che non ce ce n'ha mai. n'andiamo.